Amati dai cittadini ma umiliati dallo Stato. La frase che si legge in uno degli striscioni usati durante la manifestazione regionale di protesta dei Vigili del Fuoco a Venezia suona ancora più amara a pochi giorni dalla tragedia di Alessandria in cui hanno perso la vita tre loro colleghi. Ma è da tempo che dal Veneto si leva la denuncia di un corpo sotto organico, anche pesantemente, e con mezzi obsoleti in dotazione. Diciamo che la carenza in percentuale si attesta sul 14% per quel che riguarda il Veneto ed è una delle più elevate per l'Italia del Nord. Per farle un esempio, quotidianamente noi dobbiamo garantire il soccorso pubblico alla popolazione di capoluoghi importanti come Vicenza, Padova. A Vicenza con 9-10 persone sui camion, a Padova siamo sui 13. Una carenza di organico, sostengono i manifestanti, che unita ad automezzi vecchi di 20 o 30 anni mette a repentaglio la sicurezza dei cittadini e degli stessi vigili del fuoco. La situazione è difficile anche a Venezia, dove anche per un principio di incendio intervengono entrambe le squadre in servizio. Nel momento in cui intervengono due squadre, noi abbiamo la necessità che da Mestre, la seconda partenza, presidi Piazzale Roma con il mezzo terrestre, che nell'eventualità di un altro intervento, come è già successo, intervengono, andiamo a prendere con un'altra imbarcazione appena è disponibile, preleva la squadra di Mestre e andiamo a fare l'ennesimo intervento. Ma è capitato che ci si trovasse nella situazione estrema in cui effettivamente non ci sono più uomini per intervenire? È successo 3 incendi e fortunatamente siamo riusciti a coprirli tutti. Una delegazione del sindacato autonomo Vigili del Fuoco CONAPO è stata ricevuta sia in prefettura che in regione. L'anno scorso è stata stipulata una convenzione tra regione e Vigili del Fuoco e anche nel 2020 saranno stanziati 540.000 euro. Ma la manifestazione si rivolge anche alla politica nazionale, come per la questione dell'equiparazione economica con le altre forze di polizia.